razzista intendi? Ecco. Sì. Certo, Paola Egonu non usa giri di parole. L'Italia è un paese razzista, dichiara la regina della pallavolo, nata a Cittadella e cresciuta a Galliera Veneta, un paese dove sarebbe stata vittima di episodi di razzismo, come ha dichiarato anche in una recente intervista. Mettere al mondo un figlio dalla pelle nera, aveva detto Egonu, per condannarlo all'infelicità, e poi una serie di altri esempi per raccontare i suoi anni di bambina a Galliera, il suo crescere in una comunità razzista. Oggi altra schiacciata con la campionessa che rincara la dose con queste parole. Non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima, però semplicemente dire come stanno le cose. A Galliera Veneta le affermazioni di Paola Egonu non sono piaciute, respinge le accuse il sindaco Italo Perfetti. Io conoscevo la sua famiglia perché aveva un'attività e sempre stati corretti e esemplari, ma erano integrati benissimo. Non so come mai che ha fatto queste affermazioni, però le respingo totalmente quelle affermazioni che ha fatto, perché Galliera non è razzista. Galliera, 7.200 abitanti, 1.000 sono immigrati, persone che si sono integrate nella comunità, continua il sindaco, sempre pronta ad accogliere chi viene da paesi lontani. Paola Egonu parla di una comunità razzista. No, non c'è comunità razzista. È tutto bene qua. Io vivo qua 10 anni, quasi 10 anni qua. Sempre qua ho trovato bene. È mai stato vittima di episodi di razzismo? No, non ho mai sentito qualcosa di razzismo, no. Quasi 17 anni che siamo qua, proprio a Galliera. E ci troviamo bene, io non so, non mi viene di cambiare neanche un posto perché mi sono abituata qua. La realtà non è quella che descrive Egonu, conclude Italo Perfetti, che invita la campionessa a tornare a Galliera Veneta. Le porte sono aperte e se vuole l'aspettiamo, la faccio un invito di venire e così trova anche altri amici, anche qualcuno che ha dato una mano nel percorso di questi 14 anni che ha vissuto qua a Galliera Veneta.